particolare sarà il comparto dei prodotti Huawei per quanto riguarda l'internet working e le linee ed elettriche. In particolare abbiamo uno switch Huawei di aggregazione, quindi parte tra accesso in home, che si chiama S5007 52C Power AD. Cosa significa? 5007, come abbiamo detto, per switch di aggregazione. 52C significa che abbiamo 52 porte disponibili RG45, in particolare 48 porte da un bit porte in acquisto. Power significa che abbiamo la funzionalità, come ha detto lei, PoE e PoE Plus, quindi 873 AF e AT, e lì è la gamma di estensione di questi. Adesso questo switch lavora sia in L2 che in L2 che in L2. Noi lo facciamo oggi lavorare come L2 perché il circuito sarà invece questo, perché come sa ha l'elemento basilare, il modello basilare che è la R150. La R150 consente di offrire un supporting con uno switch capacitance in megapacket per secondo. Oggi viene utilizzato il 207 per questa configurazione con un altro router che è un router più avanzato di fascia aggregation, anche questo è fascia vicina. Si chiama AR2220. Qual è la caratteristica fondamentale? Se lei vuole vedere dietro, abbiamo due antenne, perché abbiamo anche la funzionalità di trasporto utente elettrico. Utilizzare non solo delle reti fisse, ma anche delle reti mobili in AKS di auto, quindi si parla di 14. Qual è la caratteristica? Solo come